Sei arrivato in compagnia di 4 belle ragazze oggi? No, sono tutte mie sorelle. Abbiamo da fare, abbia pazienza. Senti, scusa, Mi dispiace. Niente. Non ho niente. Sono contento, sì. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta a Ring. Per una sera non affrontiamo i temi di politica, pur essendo un momento molto caldo. Come ogni lunedì cerchiamo di capire che cosa sta succedendo, torneremo a farlo, lo facciamo quotidianamente con i 20 e 10. Però non potevamo non cercare di capire che cosa sia successo dopo quella intervista a Faccia d'Angelo. Felice Maniero che torna a farsi sentire, lo fa attraverso le pagine dei quotidiani veneti del gruppo Gedi, a firma un'intervista di Sabrina Tomè, e chiaramente lancia anche degli allarmi. Lo avrà già fatto, lo ha fatto più volte. Questa volta che cosa significa? Perché è vero anche che ci sono alcuni dei suoi ex fedelissimi, i primi che lui ha segnalato agli investigatori, che sono tornati o stanno per tornare in libertà, e uno di questi è quello che lui più di tutti teme. E allora che cosa c'è dietro quell'intervista e anche quelle sue parole, con il rischio di una nuova mala? Faccia d'Angelo è la nuova mala. I batteri sono rimasti, ha detto Felice Maniero in questa intervista. Ne parliamo stasera. Intanto saluto e ringrazio Paolo Cagnan. Prego, buonasera direttore. Buonasera. Condirettore dei quotidiani veneti del gruppo Gedi, appunto. Allora, tra poco, anzi la possiamo anche vedere, alcune pagine ovviamente che voi avete pubblicato in questi giorni. Vedremo anche una foto, tra l'altro lo possiamo anticipare, un'altra rispetto a quelle che voi avete pubblicato, e quindi quello è Felice Maniero oggi. Certamente, sì. Queste intanto sono le inchieste e il titolo colpisce subito: la terza vita di Maniero, cambio ancora nome. Questo la prima puntata di queste vostre interviste, e io mi sono segnato poi alcuni passaggi perché dice tante cose della sua vita di imprenditore. Non sapevo cosa fosse l'IVA, ho detto questa è un'estorsione, ho imparato e incominciato a pagarla. La mala è ancora viva, Venezia ne è il cuore, scrive e dice alla vostra giornalista Felice Maniero. Allora, la prima domanda è: come nasce questa intervista? La cosa importante è che nasce da noi. Noi non siamo portalettere e quindi noi non abbiamo ricevuto nessun input da chi che sia rispetto a questa iniziativa, che è totalmente nostra. Nasce dal fatto che riteniamo che comunque Maniero, che ai fini giuridici è un cittadino libero come tutti, dal 2010, no? Sì. Nasce da un interesse giornalistico che rimane tale, ovviamente a dispetto di tutto quello che è successo negli anni scorsi. Nasce da un tentativo di cercare un approccio che alla fine riesce, con una trattativa complicata che va avanti diverse settimane, che alla fine porta la nostra Sabrina Tomè a incontrare Felice Maniero in una località che ovviamente non diremo e che comunque è ovviamente secondaria rispetto al luogo dove vive, e con una intervista nella quale, come succede in tutte le interviste, noi facciamo le domande e l'interlocutore risponde. Maniero ha risposto a quasi tutte le nostre domande. Quelle a cui non ha risposto sono le domande che a suo avviso presupponevano una conoscenza di fatti criminali su inchieste che sono in corso. La risposta è stata: su questo non voglio parlare perché ci sono indagini in corso, ma non vorrei che si scatenasse una dietrologia, perché parliamo soprattutto della questione del tesoretto. Ah, quindi quello che lo riguarda e per cui tornerà in aula, tra l'altro, ecco, da qui a breve. Sapevate, come sempre, lo si è detto in altre occasioni,
il fascino da una parte, soprattutto per Felice Maniero, così come altri Vallanzasca, no? Nella storia del nostro paese, ma nella storia di questa terra aveva un fascino anche Felice Maniero. Stiamo parlando di un criminale, questo che sia chiaro ovviamente a tutti. Immaginavate che attraverso quelle parole potesse lanciare o mandare altri messaggi, nuovi messaggi, in un momento che lui reputa delicato, tra l'altro, di questa sua nuova vita, terza vita, come lo vogliamo definire? Un altro elemento, come dire, del backstage, delle parti che posso raccontare tranquillamente, è legato al fatto che l'interesse di Maniero era assolutamente legato alla parte, tra virgolette, pulita della sua vita, quindi all'aspetto imprenditoriale, quindi alla prima delle due puntate. Le altre domande che costituiscono la seconda parte dell'intervista sono invece legate al nostro interesse e sono quelle che riguardano tutto il contesto criminale, sul quale ovviamente alla fine si concentrano la maggior parte delle domande rispetto, come dire, a possibili segnali che lui possa avere mandato. Io ovviamente non faccio il dietrologo di professione, quindi se vogliamo... Qua. Scusi Cagnano, Prego. Questa è la foto, una delle foto che voi avete scattato, appunto in un luogo che noi non sappiamo. Questo è Felice Maniero oggi, che ha 63 anni. 63 anni, il capello più corto, insomma, sì. Rispetto a una volta. Infatti viene descritto anche da Sabrina Tomè in questa sua intervista. Arriva a bordo di un'utilitaria con la sua compagna, guida la sua compagna, ha il cagnolino in braccio, no? Una figura quasi comune che viene descritta in questa inchiesta. Questa è la foto, ancora il volto non è ovvio, non viene mostrato. Una delle domande saranno le curiosità più pruriginose, ovviamente. Quel volto è ancora lo stesso o no? Su questo non dico nulla, su questo non dico nulla perché non sarebbe corretto. Sulla questione dell'identità... Perché si è detto, no? E sì, lui, certo. ancora lui, ha subito un'operazione per cercare di cambiare la propria identità, no? Anche certo, fisica. Io non devo proteggere nessuno, però ovviamente ci sono delle garanzie che noi abbiamo dato per fare questa intervista e quindi questo... A lui, garanzie a lui. Sì. Cioè, non lo abbiamo fotografato, non lo abbiamo filmato, ma questi erano i patti. Il luogo della località altresì rientra in questa questione. Ovviamente sul suo nuovo nome noi ricordiamoci che Report, ma anche se c'erano già delle evidenze prima, ecco, il famoso Luca Mori. Qui c'è un aspetto importante. Quando era imprenditore delle casette dell'acqua, Luca Mori, no? Esattamente. Venne fuori una doppia puntata di Report e alla fine, difatti lui lo ricorda più volte nella prima puntata dell'intervista, di fatto non solo perché c'è Report ma anche perché gli affari non sono andati esattamente come dovevano andare, questa attività imprenditoriale è stata portata al fallimento. Lui adesso in teoria, perché qui rientriamo nel campo delle speculazioni, ha una nuova identità. Tenga presente che se io e lei vogliamo cambiare nome e cognome non possiamo farlo, quindi qui la domanda, come dire, sorge spontanea. Risulta ancora sottoposto a un programma di protezione? Esatto. Io non ho una risposta, a noi risulterebbe di no, ma se così fosse non si capisce in che termini, dando per scontato che sia vero, lui possa aver acquisito una nuova anagrafe. È stato un maestro durante la sua vita malavitosa, ovviamente, a cambiare le identità, utilizzando dei documenti tra l'altro perfetti. C'è una scena che racconta Maritain. Questa sera rivedremo anche alcuni momenti, altri colleghi che hanno in maniera eccezionale raccontato negli anni, Lucarelli, History Channel e molti altri, ovviamente, la vita di Felice Maniero, fino anche a quella puntata di Report di cui mostreremo una parte. Maritain racconta, Maritain di cui poi abbiamo scritto negli ultimi anni perché appena uscito di galera ha ucciso il suo rivale in amore, proprio poco distante qui a San Donà. Maritain che dice, era appena uscito, avevamo i documenti tutti nuovi, era bravissimo a fare questi documenti nuovi, una volta ci ferma la polizia, vedono poi che prendono sotto braccio questo Felice Maniero, che non si chiamava Felice Maniero in base ai documenti falsi, ancora durante la vita delinquenziale, e Maritain dice, ecco, è fatta, l'hanno riconosciuto.
Invece torna in auto e racconta a Maritain: no, mi hanno fermato e mi hanno detto: lei che è tanto una brava persona, perché va in giro con un pregiudicato come Maritain? E insomma, è giusto per capire come anche l'utilizzo dei documenti nella sua vita, però il sospetto, diciamo, l'idea che possa essere ancora in qualche maniera non protetto dallo Stato, però... Guardi, il giorno dopo la seconda intervista, che è quella più pesante dal punto di vista degli assetti criminali, delle geografie criminali, quella in cui lui dice la famosa frase sui batteri a Venezia, esatto, del gruppo dei Messini, eccetera, le prime reazioni di alcuni membri della sua banda, di Ciò che ne resta, di alcuni luogotenenti, sono andati esattamente in questa direzione, cioè non può avere paura di noi, nessuno di noi, anche se abbiamo covato la vendetta e il sogno di ucciderlo per 20 anni, e lo dicono esplicitamente, oggi nessuno di noi andrebbe a cercarlo, e lo dicono persino i fratelli Rizzi. Secondo noi lui deve riaccreditarsi con lo Stato, e quindi di fatto, traduco, loro ritengano che in qualche modo lui sia ritornato sulla scena per cercare di accreditarsi con chi? Forse dà ancora una mano a qualcuno dal punto di vista investigativo. Questa è un'ipotesi che io non mi sento di scartare. Quando lo avete contattato, ha accettato subito Felice Maniero di fare questa intervista? Perché poi è un uomo che ha saputo utilizzare i media in qualche maniera. È stato il primo, e nella storia Antena 3 tra l'altro ha documentato dei momenti che hanno segnato il tempo di questa attività criminale, hanno segnato il tempo di questa regione, poi li rivedremo alcuni con le immagini di Nicola Marcato, Maurizio Dianese, che è un giornalista che ovviamente poi rivedremo, oggi abbiamo sentito, e che racconta alcune reazioni anche a questa ultima chiacchierata. Ha detto no subito, ha detto sì ci penso, ha detto faccio questa intervista. Come le ho detto all'inizio, è stata una lunga trattativa, lunga e complessa. Trattativa, come dire, sulle regole di ingaggio, e un punto fermo da parte nostra: la nostra intervista è un'intervista, noi facciamo le domande e lei risponde. Questa è una questione decisiva. Lo dico perché so la dietrologia che si nasconde dietro questa questione, come tutte quelle che aleggiano su una figura come quella di Maniero. Quindi tendo di nuovo a sottolineare: noi facciamo i giornalisti, facciamo il nostro lavoro, la trattativa era su un confronto franco nel quale noi facevamo le domande e lui rispondeva. Le dico una cosa che non è uscita nell'intervista e forse abbiamo anche sbagliato a non metterla. Isabella Noventa. Ecco. Noi non abbiamo scritto nulla di Isabella Noventa, ma ovviamente gli abbiamo fatto la domanda. Cioè quale? La domanda è se lui c'entra sapesse... la mala... Certo, se lui sapesse c'entra qualcosa... la mala del Veneta con l'omicidio di Isabella Noventa? Con la sparizione del cadavere, diciamo? Sì. Perché ovviamente questa è stata un'altra ipotesi che è stata sollevata. Tenga presente che negli ultimi 20 anni qualunque episodio misterioso viene è collegato. stato più o meno collegato alla leggenda della Mala del Brenta. Così come negli ultimi 20 anni qualsiasi criminale di calibro un po' più alto era comunque legato alla Mala del Brenta. Esattamente, no? esattamente. Cosa ha detto? Ha detto non ne so assolutamente nulla. Noi potevamo tranquillamente scriverlo e qualche altro giornale avrebbe fatto un titolo a 6 colonne: Maniero, 2 punti, Isabella non so nulla. Per noi era una non risposta, quindi l'abbiamo saltata, e così altre cose, per capirci. Beh, era una non risposta, però era interessante dopo il dibattito di tutti questi anni. Adesso ce ne racconta altre magari. Saluto e ringrazio Antonio Fogliadelli, prego si accomodi pure, procuratore, memoria storica ovviamente di quella che è stata l'inchiesta. Buonasera, ben trovato. Buonasera. Grazie per essere con noi. Buonasera. Si accomodi pure qui. Che effetto... Microfono? Sì, c'è, tutto a posto. Che effetto le fa da uomo di legge, uomo di queste indagini, leggere ancora oggi di Felice Maniero? Devo dire che si tratta di una vicenda della quale mi sono occupato a lungo e rispetto alla quale io oserei dire, ho dedicato una fetta della mia vita professionale quantomeno. Di fronte a questa intervista che ho letto, devo dire che sono rimasto abbastanza perplesso
per un motivo, e mi sono fatto una domanda. Maniero con questa intervista vuole veramente attirare nuovamente l'attenzione delle forze investigative su dei fenomeni potenzialmente criminali, o semplicemente si tratta di un tentativo, come ha detto il direttore, di riaccreditarsi agli occhi della società, agli occhi dello Stato? Confesso di non essermi dato una risposta. Anche se poi, in base a quello che lei, a come si sviluppa la nostra conversazione, cercherò di quantomeno di inquadrare, per quello che io l'ho conosciuto, questo singolare personaggio. Cosa vuole dire? Ma voglio dire che la mia impressione, io non so se Maniero ci sta ascoltando, ma la mia impressione nei lunghi... Molto attento? Non solo molto attento, ma anche con degli aspetti, diciamo la parola, di narcisismo. Maniero ha sempre avuto, come dire, da un lato una sorta di piacere, di compiacimento nell'essere e anche nell'apparire un leader, allora, nell'ambito criminale di cui era a capo, ed anche con una sorta, con degli aspetti che vagamente lui lasciava intuire di insoddisfazione. Cioè? Non essere riuscito a essere qualche cosa di più e di diverso. Ancora di più. In certi momenti, devo fare una premessa, il contatto, direi, diretto all'interno delle strutture carcerarie è durato moltissimo. Soltanto nel carcere di Milano Opera, i giorni in cui dalla mattina alla sera io ho raccolto le dichiarazioni di Maniero, sono stati ben 33. Quindi bene o male 2 persone si prendono le misure. Dico si prendono le misure perché anche dall'altra parte c'è da aspettarsi che qualcuno ti giudichi e consideri, anche se sei un rappresentante dello Stato. Però sei sempre un uomo e non puoi essere una figura completamente asettica. E così, dal mio punto di vista e sentendo le sue dichiarazioni e anche le sue reazioni, ho avuto una impressione abbastanza precisa che sostanzialmente poteva suonare così. Se avessi scelto una strada diversa, mi sarebbe forse piaciuto di più essere dalla vostra parte. Se avessi... cioè un grande... Una sorta di... Un grande magistrato, un grande investigatore, un grande... Sì, un investigatore, uno che perlomeno poteva in qualche maniera... per l'avverso. Ma questo era ovviamente nel momento in cui egli rinnegava la propria... o rinnegava, quantomeno da un punto di vista utilitaristico. Cioè secondo lei Felice Maniero voleva essere un grande uomo dello Stato, in qualche maniera un grande investigatore? Ma non è che questo potesse essere spiegato, è stata una mia impressione, che una sorta di... come dire, di vago rimpianto lo avesse in questo senso. Non posso chiederle che uomo sarebbe stato in quel caso, perché chiaramente uno che gestisce in questa maniera con il nostro mestiere si guardano i fatti persone. E non le ipotesi. Certo, esatto. Allora, Tony, volevo chiederti una cosa in regia, riusciamo a sentire Maniero in carcere, perché poi uno di quei momenti appunto in cui utilizza anche i media e in particolar modo tra l'altro le telecamere storiche di questa televisione così come di altre, in cui, si ricorderà, dottore, dialoga proprio con le persone a casa forse, con i giornalisti che sono lì vicino a lui. Una delle immagini più famose di Felice Maniero in cui dice cosa hanno trovato qua, un po' di droga, dove sono i sequestri, dove sono gli omicidi? Sentiamolo. Dove sono sti morti, dove sono? Sti colpevoli, sti sequestri di persone, tutto qua, 1 grammo, 2 grammi e metto, e pagheremo noi per queste cose, per contestare l'opinione pubblica.
chi veramente ha fatto le cose. Mi dica una cosa personale, come lo vede il suo futuro? Adesso, non ci penso nemmeno, penso Cioè quando uno è dentro non ci pensa alle nostre robe, perché sennò se no diventi scemo, pensi immagino. a passare la giornata, a giocare a carte, a partire. Quindi se qua avete già messo in preventivo che va a finire male, dite vediamo poi in appello È un appello sul clima, perché adesso siamo in un clima È vero. che va in galera anche il giudice, che non ha fatto niente. Per cui Buonasera a Michela Pavesi, zia di Cristina. Buonasera, ben trovata. Buonasera, ecco, si accomodi pure. Dove sono questi morti? Diceva. Che impressione le fa oggi? Sa, io dopo tanti anni ho dovuto necessariamente distaccarmi dal punto di vista emotivo-emozionale di fronte a dichiarazioni di questo tipo, perché altrimenti non avrei vissuto. Mia nipote è morta per mano sua durante il tentativo di rapina al treno, al vagone postale. L'assalto al treno postale, sì. Il vagone postale, questo lo ricordiamo, era il dicembre 1990. 90, il 13 Il 13 dicembre. Cosa succede? Lanciano l'assalto a questo treno che viene fermato all'altezza di Vigonza, Sì. il Venezia-Milano. A un certo punto ne passa un altro, però nel momento in cui loro hanno fermato questo treno ne passa un altro, e a bordo di questo secondo treno c'era sua nipote che tornava dall'incontro con il professore a Padova per discutere, credo, della tesi in lettere. Pensava, sì. Nell'assalto, tra l'altro, la banda è una di quegli assalti che hanno sbagliato, perché pensavano di trovare 5 miliardi, 6 miliardi a bordo del treno, poi mi correggerà il dottor Fogliadelli, e invece facendo saltare col C4, quindi con dell'esplosivo fortissimo, questo treno che ormai era affiancato a quello che stava arrivando, feriscono 13 persone, 15 persone e ammazzano sua nipote. Sì, così è. E logicamente questo avvenimento ha sconvolto tutta la mia famiglia, tanto è vero che mio fratello, il papà di Cristina, è morto esattamente un anno dopo. Il crepacuore, vero? Sì, l'abbiamo sepolto proprio il 13 dicembre del 91, esattamente un anno dopo. Logicamente queste cose, ripeto, segnano una famiglia. Devi fare qualcosa per andare avanti, devi fare qualcosa per te stesso. Ecco, una cosa che io ho pensato di fare era che non potevo assolutamente, allora, quando è morta Cristina, non si sapeva chi Era avesse... stato. Però devi comunque cominciare a prendere le distanze. Per cui io ho detto, qualsiasi sia stato la causa della morte di Cristina, io cerco di non provare odio. Poi, Una volta scoperto chi era e che cosa rappresentava per questo territorio e che violenza aveva il suo gruppo, no? Sì. Queste centinaia di persone, tra l'altro, ma è chiaro che era più ristretto il gruppo violento, Certo. perché poi, dottore, torneremo anche su chi in qualche maniera difendeva, tutelava il potere, se lo vogliamo, poi lo diremo. Questo è stato terribile, perché avevo un nome, avevo un cognome, avevo un vissuto e avevo un'organizzazione. E allora lì, quello è il momento in cui ti crolla veramente tutto. E dopo, ripeto, devi lavorare su te stesso, anche perché, e questo lo dico la prima volta, io conoscevo dei componenti della famiglia Maritain. Ah, non l'aveva mai detto fino ad adesso? No. Perché? Perché certe cose è bene tacerle. Conoscevo dei componenti che sono delle persone oneste. Sono oneste o le reputava oneste? No, sono oneste. Solamente che anche in mezzo alle persone oneste
si può nascondere una pecora nera. Ecco, signora Minchina, lei ha provato a parlare mai con queste persone dopo quello che è successo? No. Cioè ha cercato di avvicinare questi familiari No. di Maritan? No, no. Ci siamo incontrati, ma non abbiamo mai parlato di questo, mai assolutamente. Certe cose sono estremamente difficili, sa? Perché c'è dall'altra parte qualcuno che si vergogna in maniera totale di essere familiare. E quindi io ho conosciuto anche i nonni di Maritan, ho conosciuto anche loro, delle persone meravigliose, splendide, oneste, dei contadini, sa quei contadini di una volta che si sacrificano, lavorano la terra, cercano di dare del benessere ai figli. Quindi ho conosciuto anche loro. E dice persone che si vergognavano di quello che aveva fatto Maritan. Uno è una vittima di un tentato sequestro, poi ci arriveremo. Gli altri sono Maritan e uno dei fratelli Rizzi. Gli altri sono stati ammazzati, due sono stati ammazzati, no? Lo dicevano già nelle interviste, anni fa, tempo fa, di volersi vendicare di Maniero, no? Nell'ambiente criminale si instaurano quasi, direi, fatalmente delle regole perverse che costituiscono anche una sorta di, tra virgolette, garanzia di tenuta della coesione del gruppo. La sanzione, che può essere quella estrema della morte, serve ad avvertire tutti che non ci si può ritirare una volta che si è fatto parte dell'organizzazione, una volta che si è preso parte all'attività criminale. Quindi quella che noi abbiamo sempre chiamato e continuiamo a chiamare intimidazione interna. L'intimidazione interna serve a mantenere soggiogati, sottoposti e, come dire, disciplinati tutti i componenti di una organizzazione. Quelli che vengono chiamati gli omicidi sistemici, tra l'altro, quando hanno la versione più violenta, immagino. Certamente, no? Questo direi che sono... Barizza, Bertin, Battistello, Bernardielli. Sono la maggior parte, direi quasi quelli tutti. Che sono stati eliminati nel tempo, Certamente. perché scomodi, perché crescevano, perché Più non che stavano... scomodi, perché l'omicidio era funzionale al mantenimento della regola criminale, perché nessuno può imbrogliare al proprio interno, Barizza aveva imbrogliato, nessuno può far correre il rischio di mettere in pericolo gli altri rispetto alle forze di polizia. E comunque c'è anche un giocare d'anticipo, perché nell'intervista Maniero dice sostanzialmente: abbiamo ucciso i nostri nemici prima che loro facessero lo stesso con noi. Questo è verissimo e lo confermo anche dal punto di vista storico, perché l'omicidio dei fratelli Rizzi obbediva a questa logica. C'era stata una sorta di contrasto per quanto riguardava il controllo del traffico della droga nella zona, chiamiamola, del Piovese, Mestre, eccetera, e nella zona di Venezia. La zona di Venezia era stata, come dire, controllata e gestita dai fratelli Rizzi, no? fratelli Rizzi. I giudecchini anche detti. Esatto, e quindi ad un certo punto, e questo lo ha dichiarato Maniero, sono dichiarazioni c'era una divisione delle zone, no? C'era una divisione delle zone, un sistema a grappolo veniva definito. Esatto. Poi e siccome anche la percezione che Maniero e i suoi avevano avuto era che i fratelli Rizzi volessero sconfinare da quelli che erano i confini tracciati, giocarono, come ha detto il direttore, d'anticipo, intervenendo, attirandoli nella trappola e uccidendoli. Ci fermiamo un minuto, poi ripartiamo da qui, vedremo anche come hanno reagito i veneti, perché nei giorni scorsi siamo andati a intervistare alcuni cittadini che hanno visto, ovviamente letto l'intervista dei quotidiani GEDI in Veneto e vedremo che cosa dicono. Tra poco.
Si lamenta delle tasse troppo alte come qualsiasi imprenditore onesto, se la prende coi giornalisti che lo hanno trattato ingiustamente, chiede di essere lasciato in pace. Felice Maniero parla della sua nuova vita nell'intervista rilasciata in esclusiva alle testate del gruppo Finagil. La sua attuale identità resta segreta, è la terza in ordine di tempo dopo quella del boss della Mala del Brenta che per 20 anni insanguinò il Veneto e quella dell'imprenditore Luca Mori, diventata di pubblico dominio dopo un'inchiesta di Report su presunte irregolarità nelle forniture di depuratori d'acqua per alcune amministrazioni pubbliche. Oggi Maniero vive ancora in Italia e continua a fare imprese in un altro settore sotto un altro nome. Avrei dovuto andarmene all'estero, confessa, sono stato un cretino a non farlo. Già nel 95 avrei potuto comprare una casa in un altro paese, non so neppure io perché sono rimasto. Ora stiamo per avviare una start-up, racconta, abbiamo brevetti e clienti importanti. Non sono più un criminale ma ho paura per i miei figli. Negli ultimi tempi sono usciti dal carcere tutti i più pericolosi tra i miei ex compagni di banda e so che mi cercano perché al loro posto neppure io me la sarei messa via. A non dimenticare anche molti semplici cittadini convinti che l'ex boss non abbia pagato abbastanza duramente per i suoi crimini. Siamo in Italia e che gente è premiata, cioè qua si vanta il povero, è gente di poco conto, mi penso tutto il male possibile, cioè per un personaggio del genere. Lui ha fatto delle cose malamente, però dopo si è messo un po' in carreggiata, ma era troppo tardi. Dovevano togliere dei soldi per darli a chi ha più bisogno. Per carità, non si nega a nessuno la possibilità di riprendere una vita e di riprendere soprattutto una dignità. Non è che non ha fatto niente, ha ucciso, ha fatto cose abbastanza gravi, per dire poco, abbastanza gravi. E forse le punizioni non sono state adeguate, forse, non so. Non sono né un politico né un avvocato, le nostre leggi sono state fatte da gente che non era proprio pulita. Così, direttore? Mi sembra che ci sia una percezione piuttosto distorta e che il tempo non aiuti. Nel senso che qui parliamo di uno dei più grossi criminali degli ultimi decenni, di un'organizzazione criminale che prima, fuori dai classici territori di radicamento delle mafie tradizionali, ha ricevuto il 416 bis, quindi è stata riconosciuta come mafia del Brenta e non solo come Mala del Brenta. E parliamo di un personaggio che è vero ha ancora questa aura, grazie anche alla sua grande capacità di gestire la propria figura, ma dovremmo ricordare, come dire, il profilo criminale suo che viene dimenticato e soprattutto che lui è figlio, dobbiamo ricordare la serie di omicidi ad esempio, sì, no? Esatto. Non è scontata, perché altrimenti parliamo di rapine da Far West, così che colpiscono l'immaginario. Qui ci dobbiamo rendere conto che è una storia drammaticamente italiana in cui, caso più unico che raro, il capo si pente, o meglio fa finta di pentirsi, lo dice lui stesso, cioè non è un pentimento, è la capacità lucida e spregiudicata di sfruttare la legge italiana per mandare dentro tutti i suoi sodali, per cui infame è l'etichetta che lo accompagna e lo accompagnerà per sempre, per riuscire a uscirne dopo 10 anni, rifarsi una vita e poter ancora, tra virgolette, pontificare. Non solo, ma presentarsi tra poco in tribunale a Venezia per chiedere legalmente la restituzione del tesoretto, cioè di soldi di evidente provenienza criminale esatto. E di chiederli ufficialmente. Questa è una situazione giuridica e fattuale assolutamente unica. Come si esce da questo? Perché chiaramente è strano, Io capisco, soprattutto capisco i toni emotivi del cittadino, delle persone che sono state intervistate. Non c'è dubbio che il pensiero che una persona che ha commesso omicidi ed ogni sorta di malefatte, compresi i sequestri di persona, quindi i delitti più ripugnanti, al vertice dei quali ovviamente io pongo l'omicidio, e ripugna, ripeto, che possa ad un certo momento essere intervistato come una sorta di divo, goda di amplissimi, ormai completi margini di libertà e si ponga addirittura come persona che rivendica qualche cosa nei confronti di quello Stato che potremmo dire è stato incapace
di trovare l'equilibrio tra male commesso e afflizione e castigo che doveva essere irrogato. Qui devo fare però una precisazione. Lo Stato a quel tempo, come aveva fatto con il terrorismo, agì cinicamente attraverso la cosiddetta legislazione premiale, poiché per incentivare per ovviamente il pentimento. E per quanto riguarda le associazioni mafiose, le indagini evidentemente non erano in grado, non sono risultate in grado di penetrare nel cuore delle associazioni criminali. L'unico mezzo, questa è stata la intuizione cinica, ripeto, ma utile, questo è il punto. Se mi chiedete, ma risponde ad una sorta di etica, io non voglio fare il giudice fuori dai ranghi e potrei dire no, ma se mi si chiedesse è stato utile, rispondo senza ombra di dubbio sì. Allo stesso modo, perché ha consentito di scardinare. Il terrorismo è stato vinto attraverso la legislazione premiale. C'erano ragioni di debolezza, ma il promettere un grande sconto, grandissimi sconti di pena a colui che decide di collaborare con la giustizia è stata una soluzione vincente. Io ho sempre rifiutato però, e mi fermo perché non voglio invadere troppo il campo, ho sempre rifiutato di utilizzare la parola pentimento. Ecco. Questa è un'altra cosa, occorre dirlo con grande chiarezza. Il pentimento riguarda la coscienza dell'uomo, il rapporto con la propria coscienza ed eventualmente con la religione, se uno Quindi giuridicamente, come lo possiamo definire, pentito, ma non lo è secondo lei nella vita? Non definiamolo pentito. Uno che ha scelto di collaborare con la giustizia. Per che cosa? Per ottenerne il premio, che è lo sconto di pena. Questo è il punto. Michela, vedevo che annuiva, sì, poi il direttore Cagnano. Condivido perfettamente le parole del giudice, perché è stata veramente da parte di Maniero una mossa per arrivare dove voleva arrivare, cioè avere delle garanzie. Però io personalmente non mi sono mai sentita utilizzata dallo Stato. Cioè ho sempre cercato di capire che se lo Stato aveva fatto questo tipo di, avuto questo tipo di rapporto, la giustizia, chiamiamola come volete, con Maniero, era perché c'erano delle ragioni molto più alte. Ragioni più alte? Sì, che io non potevo capire, perché solo gli addetti ai lavori, chi era e condivideva gli interrogatori con Maniero poteva rendersi conto, come appunto il giudice poteva rendersi conto di come erano le cose. Noi dall'esterno non potevamo saperlo, assolutamente non potevamo saperlo. Quindi io l'ho sempre pensata così. È stata dura, estremamente dura, perché dire da una parte non avrai giustizia, perché Cristina è morta in questo modo, mio fratello è morto in quel modo, e dire forse aver paura appunto che non ci sia mai giustizia, però a un certo punto bisogna anche aver fiducia, bisogna anche dire... Perché, direttore, l'impressione che appunto sia, no, non possiamo dire un protetto ovviamente, però che ci sia qualcosa di più alto, qualcosa che ci sfugge? In parte per quello che ha detto il dottor Foiadelli, cioè se abbiamo, non dico uno sdoppiamento di personalità, ma comunque una personalità sicuramente narcisa, che si piace molto, che si guarda allo specchio, che attira attenzione mediatica, che sa dare una rappresentazione di sé che non corrisponde al vero ma che corrisponde al messaggio che vuole indicare, con una certa attitudine a credere che nel gioco perverso di guardie e ladri si possano anche invertire i ruoli.
e quindi da quel punto di vista potrebbe starci. In realtà il dottor Fojadelli ha detto una cosa molto lucida e molto interessante rispetto al cinismo di Stato. Una posizione che io comprendo al di là dei valori etici, ma che mi stimola una domanda cruciale alla quale in realtà il giudice ha già risposto in passato, però penso che questo sia il luogo giusto, perché il giudice sa benissimo che è dall'epoca, diciamo dal 94 in poi, che si discute della trattativa sulla resa, e sa benissimo il giudice che ci sono due temi che molti ritengono aver fatto parte della trattativa tra lo Stato, e in questo caso rappresentato ovviamente anche dal dottor Fojadelli Maniero, che riguardano sostanzialmente il salvacondotto della famiglia. Esatto. C'è quel famoso sorriso ciao mamma che lui fa a favore di telecamera, che secondo molti è un segnale che indica che la famiglia sarà garantita, e anche rispetto al tesoretto, perché poi noi parliamo di tesoretto per i 17 milioni di euro, ma in realtà è parte di un tutto. Lucia Carreina, aspetti dottore, le faccio vedere, Tony, quello che dicevamo poco fa, Pattarello. Perché uno di questi omicidi sistemici forse riguarda un'altra persona? Lo ricorda molto bene, lo racconta molto bene Pattarello in questa intervista, e fate caso del perché scaturisce questa vendetta omicida. Vediamo. Di fatto per un affronto alla madre, la figura della madre che citava adesso anche il direttore Cagnan, fondamentale nella sua vita, no? Devo però, mi urge una precisazione rispetto a quanto ha appena detto il direttore, che ha usato la parola trattativa, che è un termine estremamente pericoloso, se lei mi permette, perché può dar adito a credere che il rappresentante dello Stato, in questo caso in quel momento ero io, avesse dei margini di discrezionalità nel concedere, nel promettere, nel dare o nel ritenere qualche cosa. Sin dal primo momento dissi, e tutti quanti i miei colleghi e tutti, che non c'erano margini di trattativa. Se tu scegli di collaborare con la giustizia, ti dico, codice, leggi alla mano, che i vantaggi che potrai averne saranno questi. E non c'è neanche spazio, e non ci fu spazio neppure per sottinteso, di dire non toccheremo i soldi. Cioè voi non avete detto a Felice Maniero... Avremmo commesso noi un illecito. Non pensare che non ti tocchiamo i soldi, esatto. Ecco, quindi l'intenzione di aggredire anche il tesoretto. Noi vogliamo tutto da te, che tu dica tutto, quindi compreso anche il frutto del crimine, non solo il crimine. Ovviamente capisco la sua ansia. Devo dire una cosa, che a voler sposare la tesi maliziosa secondo la quale... inizia a fare l'imprenditore, no? C'è anche questo? Sì, no, è un'altra questione. I soldi sono rimasti in famiglia, non sono finiti alle Bahamas, a Nassau, in altri paradisi fiscali. Li avevano i parenti stretti, e questo lo dimostra l'inchiesta sul tesoretto. Allora la domanda, ma ovviamente è una domanda ignorante, tra virgolette, è: siete andati a cercarli? Qualcuno è andato a cercarli? Dove siamo andati a cercarli? Perché erano lì vicini. Erano lì attorno. Certo, direttore, adesso sappiamo che erano lì vicini e che erano molto ben mimetizzati. Allora le informazioni, o meglio, gli strumenti di indagine, quelli che erano disponibili, furono utilizzati tutti quanti. E mi preme ricordare che non c'erano le stesse possibilità investigative e di penetrazione e di rintraccio delle tracce patrimoniali. E sì, furono trovati nei covi 1 miliardo, furono trovati quadri, eccetera. Ma però oggi, allora, come può pretenderli oggi, no? Allo stesso tempo? Questo è un discorso su cui chiaramente non conosco i dettagli di tutto questo. Però possiamo chiederle se ritiene che quello sia il tesoretto o una minima parte di un Ma tutto. certamente è probabile, ma nessuno si è fatto illusioni sul fatto che Maniero ci avesse detto tutto e ci avesse fatto trovare tutti i suoi soldi. Ma secondo lei sono briciole? Ma guardi, sicuramente il patrimonio era molto più grande di quello che appare. È inutile che fingiamo
onestà intellettuale vuole di riconoscere che sicuramente Maniero, abile come è stato, era stato soprattutto abile nel nascondere il patrimonio. Indagammo ovviamente su tutto l'arco familiare, ma per darvi un esempio di quali fossero le difficoltà, ricordo che ci giunse una informazione che 2 miliardi di lire allora erano depositati in una banca in Austria. Sì. Macchine a tutta velocità, ovviamente telefonate all'autorità austriaca con preghiera di collaborazione. Ci andava la madre lì, al di fuori anche delle vie strettamente protocollari, però trovammo sempre collaborazione. Quando si arrivò il denaro se n'era già andato. Cioè, voglio dire che la possibilità di trasferire grandi somme e mimetizzarle era di gran lunga superiore ai modestissimi mezzi investigativi e di aggressione. Questo, dottore, anche perché non abbiamo ricordato un altro lato, così come tanti altri, speriamo di farlo. C'erano pezzi della parte investigativa che erano pagati da Maniero, come dimostrato poi. Sì, erano, come si suol dire, sul libro paga. A libro paga. 5 milioni di lire al mese, un maresciallo, un ispettore, e credo fosse proprio l'ispettore che avvertì dei movimenti vostri alla ricerca di questo denaro in Austria? Probabilmente delle ricostruzioni, probabilmente no? Sì, probabilmente Infatti sì. poi hanno pagato, ovviamente. Hanno pagato, certamente sì, ma ricordo, e sono le peggiori frustrazioni che un investigatore può provare, quando ci rendemmo conto che tutto un apparato a livello di intercettazioni telefoniche, a livello di, come potrei dire, di sorprese di mezzi investigativi, li vedevi completamente frustrati senza trovare una spiegazione, anche se avresti Il sospetto giurato... che ci fosse una talpa, diciamo, lo avevate? Certamente sì, ma dove? Mai nessuno avrebbe potuto pensare che era al nostro interno. Ma questo denota però e aggiunge qualche cosa di più, a quel concetto di completezza e pervasività dell'associazione criminale, che può contare allora su una gran parte del consenso del territorio attraverso l'intimidazione e dall'altra attraverso appunto questi contatti all'interno delle istituzioni. Io sarei curioso di sapere il suo parere sui 2 punti nodali della parte criminale dell'intervista, che sono sostanzialmente la paura di una vendetta, e su questo ci sono pareri diversi, tant'è che penso che non l'abbiamo neppure scritto, ma uno dei luogotenenti, degli ex luogotenenti sentiti in questi giorni dopo l'uscita delle interviste, ha fatto una battuta nella drammaticità dell'argomento che stiamo trattando, ha fatto la battuta sulla mala della prostata. Perché sono tutti anziani, perché parliamo ultra di settantenni, sì, di cui molti fra l'altro sono ancora in carcere, qualcuno sta per uscire, ne ha parlato Maniero, eccetera. Allora il primo punto è: lui rischia davvero una vendetta da parte di questi soggetti. I 2 Rizzi vivi hanno detto l'altro giorno: noi sappiamo anche dov'è, ma non andiamo a prendercelo. Allora, certo, se ci capitiamo davanti. Queste minacce che si capiscono benissimo all'indomani del tradimento, quanto possano essere reali al giorno d'oggi, io non lo so, lo chiedo al giudice. Il secondo elemento è quanto lui realmente, e qui ci introduce un altro tema, sappia dei mutamenti della geografia criminale a Venezia, al Tronchetto, a Mestre e in Veneto in generale, perché ovviamente lui parla con un'espressione anche molto tipica di Felicetto, cioè molto efficace dal punto di vista mediatico di questi batteri, no? Quindi il virus poi che si diffonde. Ricorda chi aveva rapporti con l'andrangheta, chi con la camorra. Lui dice che i mestrini si stanno riorganizzando, e in realtà, al netto del fatto che io non faccio l'investigatore e ormai non lo fa più neanche il dottor Fogliadelli, non ho evidenze investigative, però risulterebbe... Di chi ha paura? Soprattutto poi Pandolfo, che starebbe per uscire fino al 2021, però potrebbe essere fuori già tra un anno, no? Cerco di rispondere. Naturalmente
devo dire che io non sono più in servizio da ormai 6 anni e quindi le mie fonti di conoscenza non sono ufficiali, sono fondate soltanto sulla logica, a sua volta fondata sull'esperienza vissuta quando ero in servizio e su quello che noi possiamo da liberi, da semplici cittadini conoscere. Non mi sento di escludere la possibilità di una vendetta e spiego anche la ragione. È sempre stata mia ferma convinzione, lo dico adesso, forse non lo avrò mai detto prima, che il cosiddetto pentimento, o meglio la resa di Maniero allo Stato, nascesse da elementi molto precisi. Il suo indebolimento di prestigio e di capacità di comando all'interno dell'organizzazione per effetto della lunga latitanza. Nella criminalità non esiste il vuoto. Se un capo comincia a declinare nella sua capacità di controllo e nel suo carisma, non c'è nulla da fare. Si tende a sostituirlo. Lei ha fatto un nome, Antonio Pandolfo. Ed è uno che noi sappiamo che giurò vendetta contro Maniero, chiamato appunto il traditore. Degli altri mi è più difficile esprimere una impressione, ma sarebbe soltanto una impressione così a livello emotivo e preferisco fermarmi qua. Non sottovalutiamo mai questa memoria di ferro dei criminali. Molto chiaro. Non abbiamo ricordato il procuratore Pavone, non abbiamo ricordato il responsabile del Criminal Pol che seguì le indagini, Festa, che lo ha arrestato 2 volte. Ho letto anche le dichiarazioni del dottor Pavone che mi trovano assolutamente d'accordo. Anche lui ha avuto risposta sul giornale la stessa mia esperienza e quindi tutti ci siamo fatti delle opinioni. Questo risultato di queste opinioni ovviamente ci portano a delle conclusioni. Mi fate sentire Pavone, anticipo una cosa, poi andremo ad ascoltare anche Dianese. Pavone perché parla della perfezione. Lei ha parlato anche di un rischio di perdita di presenza e quindi di potere, no? Di Felice Maniero. È vero che anche lo stesso Felice Maniero è cambiato, poi come raccontano i suoi ex uomini, a un certo punto diventa iperparanoico, è meno guascone, ha paura di ammalarsi come il padre, ha paura dei virus, dei batteri, installa nella megavilla addirittura dei macchinari, vero, per disinfettare, fa togliere le scarpe a tutti quelli che arrivano in casa. Pavone, che cosa dice Pavone ricordando l'inchiesta? L'assalto ai cambisti, poi prendono il comando appunto di quella parte dei soldi, del denaro, il Deben, l'aeroporto, i tanti assalti, no, nella storia. Perfezione. Che lascerà però una fase che viene superata, perché il traffico più redditizio si rivelerà quello della droga. Prima della pubblicità ascoltiamo un primo intervento di Dianese, uno tra i giornalisti e scrittori che più appunto ha raccontato, incontrandolo varie volte, Felice Maniero. Dianese, oggi a Mestre. Maurizio Dianese, siamo qui per parlare di Felice Maniero, l'ex boss della Mala del Brenta. Se ne sta parlando tanto in questi giorni perché lui ha rilasciato una lunghissima intervista che è stata ripresa da più e più parti. Chi meglio di lei conosce insomma Felice Maniero, ha scritto tanto, ne ha parlato tanto. Secondo lei per quale motivo Maniero ha rilasciato questa intervista? Non ha detto nulla di nuovo ufficialmente, fra le righe dice che ha paura, questo è il motivo per cui rilascia l'intervista. Ha paura perché stanno uscendo di galera i mestrini, la banda, la parte della banda, la frazione della banda di Felice Maniero che lui temeva di più e che teme anche adesso, nonostante dal punto di vista anagrafico questi siano molto avanti nell'età, stiamo parlando di ultra settantenni. Li temeva allora
per giusti motivi, perché erano in 5 originariamente, adesso sono rimasti in 4, cioè Gino Causin, Paolo Pattarello, Giovanni Paggiarin, c'era Tenderini che poi si è pentito, e Gilberto Boato detto Lolli. Ora, questi 4 che stanno uscendo di galera sono relativamente pericolosi perché sicuramente non se la sono messa via. Non credo che siano in grado di fare qualcosa di particolare contro di lui. Intanto lo devono trovare, cosa non di poco conto. E poi comunque lui è più giovane di loro e non è che perché si è pentito è diventato un agnellino. Ovviamente è in grado di capire quello che sta succedendo, se succederà. Una volta gliel'ho chiesto, infatti, gli ho detto: ma hai messo in conto questa roba? Lui dice sì, però se vengono a colpo sicuro è chiaro che possono farmi fuori. Se sono costretti a fare un sopralluogo, come è inevitabile, cioè individuare la casa, girarmi attorno e così via, è improbabile che ce la facciano, magari sparo prima io. Quindi ha ragione ad essere preoccupato e nello stesso tempo nei suoi panni non me la prenderei più di tanto. L'unico sul quale mi sentirei di scommettere è Antonio Pandolfo, detto Marietto, che però è ancora dentro e se ho fatto i conti giusti dovrebbe uscire 2021, il che significa con sconti vari di pena credo il prossimo anno, quindi fino al prossimo anno non credo ci siano problemi. Ma secondo lei, dopo aver fatto comunque tanti anni di carcere, dopo che ha passato tanto tempo, potrebbe esserci ancora la voglia di vendicarsi? Insomma, hanno anche tutti una certa età. Sì, la voglia di vendicarsi c'è di sicuro, non se la sono messa via, se gli capita l'occasione sicuramente si vendicano. Lei poco fa ha detto quando Maniero si è pentito, ma secondo lei si è realmente pentito? Perché in alcune parti di questa lunga intervista lui dice: mi sono pentito per certe cose, per altre invece non molto. Ma usiamo questa dizione di pentimento, ma è ovvio che dobbiamo parlare di collaborazione con la giustizia. Lui pentito, ma non sa nemmeno cosa voglia dire il pentimento nel senso cattolico del termine. È pentito ufficialmente perché deve dirlo ai giornali, ma non credo, anzi semmai secondo me è pentito di aver smesso del tutto, se devo essere sincero. A breve tornerà in tribunale, secondo lei potrebbero esserci dei colpi di scena? No, dal punto di vista fisico intendi, cioè lui sarà in videoconferenza quindi non sapranno dov'è, cioè è impossibile avvicinarsi a meno che tu non ti metta d'impegno e cerchi di individuare il posto, come dicono sempre i malavitosi, ogni cosa ha il suo prezzo e ogni uomo ha il suo prezzo, quindi non è impossibile arrivarci. Però non direi che in questo momento è il primo pensiero di quelli che sono già usciti, è sicuramente il primo pensiero di chi è ancora dentro, cioè ce ne sono 2 che hanno decisamente i conti aperti, che non li hanno chiusi e che non li vogliono chiudere. Uno è Marietto Pandolfo e l'altro è Gino Causin. Ecco, lui ha parlato proprio dei mestrini, cioè teme molto, insomma, i mestrini sembra che siano, diciamo, pericolosi. I 5 mestrini sono i più pericolosi, uno si è pentito e sono rimasti in 4, sono sicuramente i più pericolosi, tant'è che lui quando inizia a collaborare per primi fa i nomi proprio dei mestrini perché vuole essere certo che li arrestino subito. Quindi che fossero pericolosi è certo al 400% e lui è il primo che lo sa. Lui conosce perfettamente i suoi uomini e quindi quando dice che sono pericolosi, sono pericolosi. Diciamo che lancia qualche messaggio curioso, per esempio nessuno si ricordava più che Pattarello aveva avuto contatti con l''ndrangheta e poi parla di un altro che ha contatti con la Camorra, ma stiamo parlando di quei tempi, cioè tutte le sue informazioni sono vecchie di almeno una ventina d'anni. Io credo che lui avesse rimosso questa cosa, cioè quando uno fa mettere in galera qualcuno e vede che si becca l'ergastolo dice vabbè ci penserò, chissà quando esce, in realtà stanno uscendo tutti.
Lui ha cambiato già insomma 2 nomi, non diciamo 2 identità, ma ha cambiato 2 nomi, ce n'è un altro. Secondo lei è protetto, è al sicuro? No, non è protetto da nessuno e quindi tecnicamente non è al sicuro. Poi quando uno abita in una grande città magari è un po' più al sicuro, quando uno abita in un paesetto, e lui finora ha sempre abitato in paesetti, adesso non so dove sia perché immagino abbia cambiato luogo, e quando ci troviamo non vado a casa sua, ovviamente ci troviamo in luoghi pubblici, e se abita ancora in un paesetto mi preoccuperei, però insomma è uno in grado di prendere le contromisure. Teniamo presente che Felice Maniero è stato il più grande bandito del nord Italia, cioè aveva messo in piedi una batteria, una squadra di 500 persone e lui comandava 500 persone, quindi non è da sottovalutare nemmeno da parte di chi eventualmente volesse farlo fuori. Sì, voglio dire, nonostante abbia insomma deciso di rilasciare questa intervista con le sue motivazioni, stiamo parlando comunque di una mente brillante e non certo sprovveduta. Stiamo parlando del più grande bandito del nord Italia e con un contorno di ferocia da non sottovalutare, cioè Maniero era uno feroce, non si è mai tirato indietro, era sempre in prima fila e quando si trattava di ammazzare, insomma, c'era anche lui. Quindi a tutti gli effetti la caratura di quest'uomo è tale che ogni volta che parla e dice questi sono pericolosi bisogna fare la tara. Certo che sono pericolosi come lui e decisamente meno di lui. Così l'avvocato di Maniero, che appunto ha ricordato di essere stato più che toccato poi dall'inchiesta, ovviamente nel suo ruolo. Abbiamo ascoltato Dianese poco fa, che diceva, prima della pubblicità, diceva pentito, altro che pentito. Però, dottore, lei diceva durante la pubblicità una cosa alla signora Michela, che ritorna in ogni intervista, in ogni intervento di Felice Maniero, qual è? È quella che si riassume nelle sue parole che mi disse in carcere, che io puntualmente verbalizzai a proposito di questo tristissimo, tragico episodio in cui Cristina Pavesi morì. Le sue parole furono queste: è vero che io ho ucciso parecchie persone, ne ho combinate di ogni sorta, ma quello che non mi perdonerò mai è la morte di Cristina. Se potessi fare qualche cosa per rimediare a quello che è accaduto, lo farei. E a me parve, devo dire la verità, estremamente sincero in quel momento. Cioè non c'era più la convenienza della collaborazione relativa alla storia criminale, c'era quel momento di umanità che anche il peggiore dei delinquenti non... Mai fatto nulla? No. Non ha mai fatto nulla, assolutamente nulla, e non so neanche quanto sarebbe gradito che facesse qualcosa. Io non ho idea, perché io sono semplicemente la zia, quindi non so mia cognata come reagirebbe, ma Maniero non ha mai fatto niente. Sua cognata dal 1990 non ha mai parlato, Marisa. No. Allora... È vero che faticate anche a parlarne in famiglia? Sì. Tutti questi anni? Sì. Io ne parlavo tantissimo sempre con mia mamma. Mia mamma è morta 2 anni fa e io parlavo sempre con mia mamma. Qualsiasi cosa facevo la condividevo con lei, perché io abitavo nella stessa casa di mia mamma e ho visto la sua disperazione quando è morta Cristina, che era la prima nipote, e si sa bene, il primo nipote penso sia quello più prezioso, più aspettato. E poi quando è morto mio fratello, io sentivo mia mamma che urlava di notte, perché mio fratello era il maggiore. E quindi mia mamma non ha mai superato
quel gran dolore. Era una persona estremamente coraggiosa, difatti ha sempre fatto volontariato, è sempre stata la prima a dirmi bisogna passare oltre, però io con lei condividevo tanto, tanto è vero che il mio impegno per i ragazzi del tappeto di Iqbal, di questi educatori di strada di Barra, un quartiere più disgraziato di Scampia. Io appunto lo condividevo con mia mamma, quindi con mia mamma parlavo, ma ne parlo con mio marito, però... Con la mamma di Cristina, con Marisa? No. Ricordiamo solo certe cose belle relative a Cristina, al suo entusiasmo, alle sue passioni, però di questo, di Maniero, no. È vero anche, direttore, torniamo adesso a lei, che lo stesso Maniero racconta, dà l'impressione di avere un grande affetto per la propria famiglia, quella che poi si è creato per i 2 figli. E c'è una cosa, un episodio grave di questa sua nuova vita che riguarda la figlia Elena e che Report raccontò così. Vediamo. Allora, direttore Cagnan, nella vostra intervista Felice Maniero dice un megalomane in carcere che parla dell'omicidio presunto della figlia, quando invece l'inchiesta, tutti gli investigatori, lo stesso Maniero dice, trovando il biglietto e tante altre cose, che di suicidio si è trattato. Punto delicatissimo, nervo scoperto per Maniero. Io penso, anche se avrei dovuto chiederlo a Sabrina che lo ha incontrato fisicamente, però me lo immagino fisicamente come uno dei momenti di più alta tensione dell'intervista, un punto, diciamo così, una domanda ineludibile con una risposta stentorea. Mia figlia non è stata uccisa. Sicuramente, ripeto, un nervo scoperto, al di là delle evidenze investigative sulle quali io onestamente non ho strumenti per intervenire, ma posso dire una cosa perché rientriamo di nuovo nell'alveo della famiglia. Abbiamo parlato prima della madre, adesso parliamo della figlia. Dobbiamo ricordarci che Report rompe con le sue rivelazioni il giocattolino dell'azienda intestata al figlio. Quindi di nuovo torniamo nell'ambito della famiglia, di una normalità, di un'impresa che il figlio ha diritto, diciamo, di gestire, un figlio che risulta pulito e quindi ha diritto di avere la sua vita, accompagnato dal padre, ma non un mero prestanome. Risulta che il figlio lavorasse effettivamente per questa azienda e Report in qualche modo gli rompe il giocattolino, quindi alla fine bisogna ricominciare di nuovo da capo. Allora c'è in qualche modo una triade familiare fra la madre, la figlia e il figlio, ma certamente l'elemento di maggiore drammaticità è questo episodio. Dottore? Ma io non posso esprimere impressioni perché ormai la mia inchiesta era completamente esaurita, rimasi scosso come tutti quanti e tutti ci ponemmo delle domande, però non era possibile fare altro che affidarci ai risultati della inchiesta relativa. Quello che però dice il direttore mi colpisce ed è sicuramente, c'entra va nel segno, perché questa preoccupazione di normalità, di dare una sorta di normalità alla famiglia era una delle ossessioni di Maniero, anche per quanto riguardava il figlio. Dobbiamo pensare che questi ragazzi sono cresciuti in un clima di altissima tensione. Non bastavano i soldi e gli agi per preservarli da situazioni di grave tensione. Questo, dottore, mi scusi, era una delle immagini più famose, diciamo, della madre che prendeva borsettate, diciamo, i cronisti, i giornalisti fuori dal... se non ricordo male è la questura di Padova, tra l'altro, quella, no? Dottore? Sì, volevo chiedere una cosa. Se Maniero avesse avuto anche il minimo sospetto che la figlia fosse stata uccisa per vendetta nei suoi confronti, non avrebbe cercato di trovarli immediatamente come causa principale della sua ragion di vita da quel momento in poi? Non ho dubbi. Non ha dubbi? Non ho dubbi conoscendo l'uomo.
Voglio aggiungere un altro dato che non abbiamo ricordato tra le tantissime, i tanti colpi. Tony, il mento del santo e non solo. Un caso, un evento criminoso che fece scalpore forse più di altre. La reazione fu pessima ovviamente tra la popolazione e non solo. Vediamo. Su questo, dottore? Questi due episodi hanno una genesi molto precisa. Il mento, la mascella, la lingua della reliquia di Sant'Antonio venne più che rubata, occorre dire rapinata, perché ci fu violenza in questo gesto, con uno scopo molto preciso: ricattare lo Stato, ricattare i rappresentanti dello Stato per ottenere che cosa? La libertà provvisoria per il cugino Giulio Maniero. Era il tentativo di instaurare una sorta di trattativa con lo Stato, alla quale, confesso subito, e lo dico oggi, come l'ho detto tante volte, ma con un po' di pudore, perché è il caso di dirlo forte e pubblicamente, mi opposi sempre con tutte le forze. Secondo, rapina dei quadri alla Pinacoteca di Modena. Lo scopo? Ottenere l'allentamento di quelle misure di prevenzione che a Maniero erano state applicate. Allora diciamo una cosa di più, e la dico nei limiti in cui mi è consentito dirlo, perché il di più fa parte di un segreto professionale che non posso in alcun modo rivelare. A proposito di tutto questo, io ricevetti una vera e propria processione nel mio ufficio, dove mi si chiedeva da parte di varie autorità del più alto livello di cedere. Cioè? Di cedere e di esprimere un parere favorevole all'allentamento di quelle misure di prevenzione, che erano misure di prevenzione con l'obbligo o il divieto di soggiorno a seconda dei casi. Chi faceva parte di questa processione? Dissi semplicemente a tutti così, che perché la richiesta era: molliamo, così recuperiamo non solo i quadri, ma facciamo fare una gran bella figura allo Stato, alle istituzioni, alla polizia, ai carabinieri che li recuperano. Perché dissi di no? Perché avremmo dovuto metterci a livello e subire le regole che dettava Maniero, e questo non poteva essere. Ricordo che in carcere fu proprio Maniero che mi ricordò tutto questo, quando, parlando, ora non ricordo più con chi, con uno dei suoi difensori, si espresse dicendo: ma lì a Venezia non c'è niente da fare. Fojadelli. Non cede. Tra l'altro non abbiamo ricordato, poi direttore sa qualche altra domanda, le evasioni, sempre, Padova, che è altra cosa che fece scalpore, carceri di massima sicurezza, anche lì ci fu qualcuno ovviamente che aiutò a entrare questo finto comando di poliziotti che prelevò per una traduzione, cioè dovevano spostare Maniero, ma così non era ovviamente, e quindi quella fu un'altra fuga, un'altra volta con un buco nel carcere e tanti altri episodi ovviamente che per lui erano adrenalina, così come le rapine, lo raccontano altri suoi. Lucy, la barca di 16 metri a bordo della quale viene sorpreso praticamente dall'ispettore e dice: no, non ci posso credere, mi avete beccato qui. Così come a Torino quando lo trovano nelle vie delle boutique e 48 ore prima ovviamente poi di pentirsi, perché lo decide quasi subito, e dice ancora all'ispettore: non ci posso credere ancora tu. Sentiamo la seconda parte di Dianese, perché anche lui lo ha sentito ultimamente, e poi vorrei fare una domanda simile al dottor Fojadelli. Lei l'ha sentito di recente? Sì. E le ha rivelato qualcosa? Ha avuto modo insomma di capire qualcos'altro, naturalmente, se possiamo dirlo? Ma bisogna sempre fare la tara a quello che raccontano. No, non posso dire nulla di
di quello che mi ha detto, perché c'è l'accordo che per adesso non dico nulla. Oltre ai nomi di cui abbiamo parlato all'inizio della nostra intervista, dei mestrini, c'è un altro nome, un personaggio di cui lei si è occupato molto anche in passato, che è quello di Maritain. Loro continuano insomma a dirsi delle cose a mezzo stampa, a distanza. Maritain parla di un tot di omicidi, Maniero dice perché allora non dice di che cosa si tratta. Dove può stare la verità? Allora, per quanto riguarda la pericolosità di Maritain, do ragione a Felice Maniero, cioè Maritain non è in grado di ammazzarlo, non è tipo, insomma, non è il suo mestiere. Per quanto riguarda le accuse che fa Maritain a Maniero, do ragione a Maritain. Tenete presente che a suo tempo, quando Maniero iniziò a parlare, dimenticò 5 o 6 omicidi che gli vennero attribuiti proprio da Maritain, e quando io scrissi sul giornale che doveva recuperare la memoria, effettivamente Maniero il giorno dopo recuperò la memoria e si ricordò anche di questi omicidi. Quindi diciamo che quando Maritain parla delle malefatte di Felice Maniero e di sua madre, io tendenzialmente dico che ha ragione. Per quanto riguarda invece la pericolosità, insomma, non credo. Mi sembra di capire che Maniero riponga, comunque abbia riposto per tanto tempo fiducia in lei, in quello che ha scritto, e anche adesso col fatto che continuate insomma in qualche modo a sentirvi. Io faccio il mio mestiere e lui fa il suo. Il punto di contatto è dato dal fatto che io voglio sapere il suo punto di vista e lui, come qualunque altro bandito, ha un prodotto da vendere, che è a volte l'innocenza, a volte il fatto di essere perseguitato, a volte di non essere sufficientemente tutelato. Quindi i malavitosi, come chiunque altro, hanno bisogno della stampa perché vogliono vendere il loro prodotto, vogliono vendersi, vogliono far capire quali sono le loro opinioni. Poi ognuno resta sulle sue posizioni. Io non ho mai avuto contatti che vadano oltre il mio mestiere. In quella lunga intervista si è parlato anche di infiltrazioni mafiose in Veneto. Lo si è fatto sia col procuratore di Venezia Bruno Cherchi, che l'aveva detto. Maniero dice ha perfettamente ragione, bisogna stare molto attenti perché il pericolo c'è anche da un po' di tempo. Ha straragione, è 10 anni che andiamo avanti a dire che la presenza mafiosa è stata sottovalutata e non siamo più in presenza di infiltrazioni ma di radicamento della mafia. Ormai che partiamo dal lago di Garda per scendere fino a Chioggia per parlare del Veneto orientale, San Donato, tutta quella zona, noi abbiamo mafia, 'ndrangheta e camorra, non ci siamo fatti mancare nulla purtroppo, ed è assolutamente vero che è stato sottovalutato, che la magistratura non ha fatto a sufficienza, ha istruito qualche processo ma sempre troppo poco, e anche l'ultima indagine sulla 'ndrangheta dimostra che questi ormai fanno parte integrante della nostra società, della nostra vita, e quindi sono pericolosissimi. Secondo lei potrebbe nella nostra... Direttore, a chiusura? Mancano ancora alcuni capitoli sicuramente. Nel senso che leggeremo ancora? No, nel senso che genericamente inteso è una storia ancora in parte da scrivere. Dottor Fojadelli, per qualche motivo ha mantenuto un contatto? Assolutamente no. Quindi lei non ha più sentito o visto Felice Maniero? Non l'ho mai cercato, ma ho sempre sottolineato il mio rifiuto o meglio, il mio non voler neppure sapere cosa fa, dov'è, eccetera. Il mio rapporto con lui fu, a livello istituzionale, cessato quello. Abbiamo soltanto la memoria. Una memoria che però è stata qui risvegliata e che induce ad alcune preoccupazioni. Ultime preoccupazioni, quelle appena espresse da Dianese, a proposito del fatto che non c'è più rumore criminale qui da noi. Significa che gli affari criminali si svolgono in silenzio e hanno la targa del riciclaggio, degli scambi patrimoniali e della corruzione, purtroppo, eccetera, eccetera. Impossibile, c'è qualcosa che vi potrebbe dare pace? No, la pace la possiamo trovare semplicemente dentro di noi.
non c'è assolutamente niente. Anche tutto il parlare fa rivivere sempre, no? Però io mi sento di dire una cosa stasera. Questa è stata una trasmissione seria, vera. Si è detto veramente chi è Maniero. Ecco, basta, volevo dire solo questo. Lo abbiamo detto all'inizio, un criminale anche, no? Grazie signora Michela, al dottor Fogliadelli, al direttore Cagnan, a voi per averci seguito con Ring, torniamo in onda lunedì prossimo. Grazie, buonanotte.